Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera dall'Avvocato Collovati e dal Massimo mio Leonardi, collega buonasera. Massimo Leonardi. Meno male che dici, meglio che si rida che si pianga. Ma no, allora, posso dirvi, rido perché appunto tiralo su, Adesso tiralo su è brutto da dire, però è detto tra adesso- noi, no? Nel senso che rido perché, allora, ogni volta che mi siedo qui l'Avvocato Leonardi sostiene che io non sappia usare il microfono, perché dovete sapere che tra cuffia e microfono ho qualche difficoltà. Però adesso mi sentite? Spero di sì. si sente molto bene. Benissimo, bentornati qua in Grazie. Buonasera, me lo do Celeste. anche da sola, bentornati in radio, in postazione, perché giovedì scorso eravamo appunto da remoto. Io saluto tutti e ringrazio dell'ascolto. Diamo subito il nostro numero di telefono per appunto le Assolutamente. telefonate, mi raccomando, spero numerose, che è lo 0292 94 7222, 0292 94 7222. L'Avvocato Leonardi ancora non l'ha imparato a memoria. E poi abbiamo anche il nuovo WhatsApp numero per il WhatsApp per chi volesse, ed è il 340 6709 659. Quindi chi volesse fare, diciamo, raccontare il proprio caso, la propria avvertenza, può farlo anche per iscritto. Come sapete noi, visto che viviamo dei vostri casi, vi invitiamo appunto calorosamente a scriverci o telefonarci. Potete anche non dire il nome, non è un problema, ma l'importante è raccontare la questione che vi turba, che vi riguarda, che dovete affrontare. Quest'oggi partirei, prima saluto tutti i miei fan, perché guarda che io ho tantissimi fan a differenza ma io tua. non dubito assolutamente. Baci, abbracci ai miei fan che ti ormai mi scriveranno. mi seguono da anni. No, a parte questo, partiamo subito con, diciamo, una delle tematiche giuridiche di cui ci occupiamo, che, ultimamente, ci ha dato non pochi, come dire, grattacapi, perché comunque sono questioni molto spinose e che, coinvolgono anche altri, appunto il consulente, il medico legale, altre figure del diritto, ovvero tutti i casi di responsabilità medica, perché è un argomento molto, appunto, sentito, specialmente poi quando c'è di mezzo un danno grave, un incidente che comporta comunque insomma delle problematiche, nonché purtroppo anche letali, fatali. Però come sapete dal punto di vista legale tutto è affrontabile e soprattutto si può ottenere un buon indennizzo, un buon risarcimento se vi attivate subito attraverso un legale che è esperto in questa materia e quindi può, diciamo appunto, fare i vostri interessi. Una piccola parentesi, so che voleva farla anche Massimo, sempre sul tema appunto, altro che incidente in quel caso, sulla tragedia di Kran, che ogni giorno leggiamo notizie, eccetera. Notizie che allora no, solo una premessa era questa, che Una ovviamente premessa doverosa, era ovviamente che il quadro è molto problematico e peggiora di giorno in giorno. Sulla notizia che leggo oggi, Tu dici per i addirittura feriti? per i feriti, ma anche per gli accadimenti e le conseguenze dei 2 signori, che addirittura oggi leggo che, pensate un po', spingevano per un incasso record di 100.000 € a serate. Pensate che da quanto si 100.000 apprende € a serata, cioè quella però, non a serata, stagione, no, a serata. quella sera. E l'elemento ancora più inquietante è che era stato disposto di accettare solo contanti per evitare le transazioni con le carte di credito dei minori. Quindi Giusto, perché erano minori. capite, quindi capite cosa c'è, il dio denaro ancora una volta che Che cosa interviene fa? Sì. per guadagnare questa cifra. Hanno messo a repentaglio la sicurezza dei poveri ragazzi, a cui va un abbraccio ovviamente Dalle da tutti famiglie, sì. noi ed è un forza a tutti. Credo che non abbia colore politico in questo caso No, il sostegno certo, che dobbiamo dare a questi assolutamente. ragazzi che stanno subendo, credo, un trauma È incredibile, un ecco. trauma grosso a vita. Quindi noi ci siamo presi questo, io soprattutto mi tengo aggiornato tutti i giorni, No, perché mi anche in questo appassiona caso ci molto. saranno delle grandi responsabilità. Mi auguro che tutti quelli che debbano pagare paghino. Sì, Poi chiaramente lì sarà la giustizia svizzera, certo, quindi un po' diversa da noi, però insomma speriamo che, chi debba pagare lo lo faccia in faccia e maniera sconti quello che deve scontare. Però esatto. A intanto i proposito di ragazzi responsabilità, intanto i ragazzi certo hanno, e avranno soprattutto c'è un tema anche di una vita risarcimento, perché difficile. sappiam bene che le assicurazioni in questo caso, che sono le prime a eccepire eventualmente, no, immaginati se il locale non era in sicurezza, l'assicurazione eccepirà subito Certo, su quello rimborsi, quindi c'è il rischio che i ragazzi
non percepiscano neanche un indennizzo giusto per quello che Sarà hanno una bella subito. vicenda da seguire. Credo che poi può essere che stavo pensando e stavo ragionando con un amico, probabilmente poi interverrà probabilmente anche lo Stato svizzero con un fondo di garanzia, perché evidentemente se no non è possibile che non abbiano un Sì, anche risarcimento. perché poi si diceva che la Svizzera fosse molto Certo, veloce nelle certo, però procedure, con questi elementi fa pensare che le assicurazioni non paghino, perché chiaramente le assicurazioni pagano se chi è assicurato ha adempiuto secondo la Certo, non legge. ha agito Se il con locale non era colpa. norma, Lì c'è se una chi ha colpa grave ovviamente. visto così, Non cioè voglio pensare che ci sia dolo, quello non no, credo, ma no, colpa sicuramente grave una colpa grave sicuramente. sì, Quindi chiaro che la responsabilità sarà bella al 100% totale certo, dei certo, gestori in certo, primis. certo. Sì, il tema della sicurezza l'abbiamo affrontato. No, ho collegato, Hai diciamo, fatto bene. chiaramente il tema della responsabilità medica che vabbè chiaramente comporta sempre il far valere la responsabilità, in questo caso di medici o di una struttura clinica. Noi abbiamo avuto diversi casi che appunto, non hanno agito secondo la diligenza, Certo, ordinaria del certo. buon padre di famiglia e hanno violato le classiche linee guida che, diciamo, anche e soprattutto a seguito della legge Gelli, sono state introdotte comunque delle pene anche più severe, ma giustamente aggiungo Massimo, per chi diciamo No, ha una colpa, diciamo che no, negli anche però interventi. delle tutele maggiori per chi subisce un Tutele e sinistro, ecco. pene, Esatto, certo. quindi le pene, ma soprattutto le tutele per chi subisce un sinistro sono duplici, cioè ricordiamo sempre la Assolutamente. compagnia assicurativa della Volevo luogo farti una domanda sì. infatti a proposito della compagnia assicurativa. Che rapporto c'è? Cioè, quando un cliente ti affida appunto un caso di responsabilità medica, Sì. poi tu come interagisci con l'avvocato? Come Ma interagisci con allora, con anche lì l'assicurazione? sicuramente c'è una metodologia ad hoc, perché, Mh. sappiam bene che l'assicurazione, a parte che dipende da compagnia a compagnia, e anche lì non si vuole, fare tutto un erba un fascio, però solitamente Mh. le compagnie, diciamo così, di prima fascia sono quelle che rispondono prima. Okay. Evidentemente quelle low cost, un po' come le linee Come aeree, no? No, è infatti mi vero, viene in il mente paragone è lo Ryanair se stesso. mi dici Beh, low il paragone è cost. lo stesso, se Sì, succede sì, qualcosa in una certo. linea aerea tipo EasyJet o Ryanair, la procedura di rimborso è più lenta rispetto a un altro. Poi dopo proseguiamo, ma Sì, certo abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera? Dino dalla provincia di Brescia. Tanto Sì, piacere. buonasera, ci dica Dino. È una vita che non telefonavo più e oggi ho Ha fatto fatto la bene a mia telefonare, bravo, la bravo. seconda telefonata, ma io vi ascolto spesso, anzi Oh, mi bene. meraviglio perché tanta gente non riesce a capire e avere un servizio così così ottimo Grazie. Oh, non, grazie, ci fa Grazie, piacere sentire no, queste parole. no, è la realtà, perché Grazie. effettivamente se uno va all'avvocato, appena entra al portone gli chiedono già una bella cifretta, per cui grazie a Lo voi so. Grazie a lei. Ci dica Dino, ci Grazie. dica tutto, siamo tutto per lei, tutti per Grazie. lei. Avvocati, io volevo chiedervi una cosa a Sì. proposito adesso ovviamente va di moda andare negli appartamenti, svaligiare eccetera, no? A noi è successo un paio di mesi fa, sono entrati non dalla porta principale Sì. ma dal poggiolo, anzi sono entrati dalla canale che scola dall'acqua al primo piano, sono Mamma andati mia. per terrazzo di mia cognata, Degli acrobati. dal terrazzo di mia cognata sono Sì. passati al mio e dal mio a un altro lì vicino. Hanno fatto in penso neanche un'oretta, messo sul quadro la Hanno casa. rubato tutto, quasi tutto. Non ha rubato granché, a me solo 100 euro, a mia cognata niente, al Per vicino fortuna. invece era qualcosa in più. Ma il problema era questo qua: noi abbiamo un'assicurazione Sì. sui rischi dell'appartamento, no? Però non è contemplato il furto. Ah. Adesso, siccome ci hanno fatto un danno alla porta finestra per entrare perché hanno rotto il vetro, Sì. no, Sì. noi ci hanno detto che non abbiamo diritto al rimborso perché non abbiamo la clausola, non abbiamo l'aggiunta di furto. Ecco, Non so, volevo chiedere a voi Dino, Come qual si può è. una cosa che non ho percepito quando ho detto, lei che tipo di polizza ha? Me lo ripeta per favore con la compagnia Che assicurativa? compagnia è? No, a parte la compagnia, che tipo di polizza ha stipulato? Su che cosa? Sui danni? Sì, sui rischi della Incendio, casa, no? cose lì. Tipo, non so se ha fatto qualche danno a qualcun altro. Verso terzi, Non verso il terzi, no, furto. volevo capire bene. Esatto, Verso terzi, ho capito. Non c'è dentro esatto. furto e incendio, giusto?
Non c'è, Ok, quindi ha responsabilità verso Verso terzi. terzi. Va bene, Dino, è stato chiaro. Sì, penso di no l'incendio, però l'incendio penso che sia compreso. No, ma di solito però spesso sono insieme, Dino. Furto e incendio vengono messi insieme, per quello che faccio la domanda. È una cosa diabolica delle compagnie, poi le dirò cosa penso delle compagnie assicurative. Stiamo appunto parlando del rapporto con le compagnie. Dino. Grazie Dino per il suo intervento, grazie, a presto. No, volevo solo chiedere, non so se mi sono espresso bene, no, perché la mia assicurazione dice che non ho diritto ai danni che mi ha fatto alla porta finestra, al vetro, che è abbastanza costoso perché è uno di quelli che immagino. Loro mi dicono che non ho diritto perché non ho l'aggiunta del non c'è questa clausola, ho capito, grazie. Adesso le rispondiamo, Dino, le rispondiamo subito. Grazie Dino, a presto, ci chiami ancora. Allora, innanzitutto ovviamente diamo una risposta senza aver visto la cosa più importante, che è la polizza assicurativa. Sapete bene che le compagnie assicurative, io faccio sempre questo esempio, il più grande investitore del mondo, che è Warren Buffett, diceva: al mondo c'è solamente un business che non fallirà mai, oltre i casinò, sono le compagnie assicurative. Sì, ed è vero, perché detto. le compagnie assicurative nella predisposizione dei loro contratti sono diabolici in senso ovviamente metaforico, cioè nel senso che includono e sono veramente tra virgolette particolari nell'inserire tutte le clausole che possano salvaguardarle. Evidentemente in questo hanno inserito quelle importanti. Però la domanda che a me viene all'inizio da farle è: Dino, probabilmente non so se le hanno consigliato bene, mi permetto di dire, perché una polizza assicurativa su una casa per responsabilità di terzi, già lì non mi piace come cosa. È che non possiede il furto incendio. No, ma aspetta, il problema è questa cosa delle responsabilità di terzi ce l'hai se hai un'attività ricettizia, bar, ristorante, per esempio locale Cran. Appunto, dico, appunto, ma un'abitazione privata sarebbe stato opportuno ovviamente fare furto per una cosa. Infatti, furto, danneggiamento. È una modalità. Quindi questa modalità di scelta della polizza è un po' particolare. Vista così e come ci ha rappresentato, ci sta che la compagnia assicurativa purtroppo le dica di no, perché se la polizza è verso terzi, responsabilità verso terzi, stante così i fatti, anche i danni che ha subito sullo scasso potrebbe, ma bisogna leggere, nel caso poi ci scriverà, ci può mandare anche la ci polizza. manderà la polizza, che la analizziamo bene, perché immagino che sia delle migliaia di euro, quindi va guardata bene, pur di dirgli di no, cioè pur di accettare, tra virgolette, il diniego della compagnia, io ci guarderei molto bene prima di... bisogna leggere tutte le chiaramente vista clausole. così e come ci ha rappresentato, ci sta che la compagnia li abbia, perché si immagina non è la compagnia, la mi scusi categoria a noi non pagano neanche le compagnie se i nostri assistiti hanno subito un sinistro dove infatti, la colpa dell'assicurato è clamorosa. Si immagini lei se in un momento in cui la compagnia assicurativa vede un minimo di debolezza, se non paga, è ovvio. No, ma infatti, grazie assolutamente dell'intervento, vede che raccontando i vostri casi, tra l'altro questa era proprio, no, ma poi oltretutto stavamo appunto parlando del rapporto tra avvocato e compagnia assicurativa. È complicato. Nel nostro caso, che facciamo anche responsabilità medica, è complicato, ma come tu ben sai bisogna anche un po' gestirla, saperla gestire, fare da intermediario, no? Tra la compagnia e il danneggiato. Sicuramente la mediazione, ma in questo caso non mediazione, la mediazione vuol dire la trattativa, la fase di trattativa, perché comunque una trattativa, quando la compagnia assicurativa, il perito ti chiama, ci sono quelle fasi interlocutorie in cui l'avvocato chiede 10 e la compagnia offre 4. Bisogna raggiungere una via di mezzo sempre. E quando è che si raggiunge? Quando l'avvocato è abile nel portare sta alla bravura in modo anche con argomentazioni che però stiano in piedi, perché è chiaro che non puoi portarlo sul nulla, devi portarlo su qualcosa che sia concreto. Tipico esempio dove vuoi forzare, dove hai la perizia. Se hai una perizia medica a favore che parla di punti di invalidità. Ci stavo proprio arrivando, cioè è molto importante, dicevamo, avere anche al fianco un collaboratore medico-legale, perché lui ti permette a noi che non conosciamo la parte, diciamo, medica, di conoscere quali sono le percentuali di invalidità a cui si può ambire, che si possono chiedere, fino a che punto noi possiamo spingerci nel ricorso o davanti all'assicuratore con la responsabilità. Tra l'altro salutiamo il dottor Restivo, gli mandiamo un abbraccione. È vero, il nostro medico che ha subito purtroppo un lutto molto brutto di recente, e quindi se ci seguirà gli mandiamo un grande abbraccio, insomma, e speriamo di averlo con noi presto, perché vogliamo fare una puntata anche dove lui racconta appunto dal suo punto di vista di un medico legale quali sono, diciamo, cosa prende come riferimento per fare tutte le sue visite e per andare. Esistono delle tabelle che appunto sono importanti per
determinare proprio i vari Però ecco, quello che punteggi. volevo dire della trattativa è che Sì. una trattativa a senso unico non porta alcun risultato, No, beh, cioè certo. bisogna essere È sempre un aperti. botta e risposta Certo, anche il lì. classico no non porta da nessuna Però parte. come sempre, come vogliamo dire sempre ai nostri ascoltatori, viene, come dire, premiata molto anche la tempestività. Certo. Cioè la trattativa abbiamo notato che chiaramente ha un suo periodo di tempo, poi può durare 2 giorni, se siamo tutti d'accordo, può durare anche 1 mese, 2 mesi, tanto per darvi dei tempi. Però se l'avvocato, oltre a essere un buon intermediario, come diceva Leonardi, è anche, diciamo, tempestivo nel, proporre subito, no, quella che può essere una controproposta o comunque, insomma, nel mandare tutti i dati che abbiamo, le certificati, spese mediche, percentuali di invalidità, le tabelle di riferimento, riusciamo con la tempestività ad ottenere sempre di più, diciamo, quello che Il vogliamo risultato, il ottenere. famoso Il risultato. famoso risultato. All'interno delle, diciamo, allora delle invalidità noi usiamo anche altri, vi vogliamo proprio, cioè, rendere dotti del fatto che non è vero che durano così tanto le vicende, le No. vertenze giuridiche. Per esempio esistono tanti strumenti, al di là del fatto che ci si può mettere d'accordo stragiudizialmente, esiste anche un altro strumento che in questo caso è giudiziale, ma che si chiama ATP, che anche questo è un procedimento abbastanza veloce, giusto Massimo? Si Assolutamente. chiama accertamento tecnico preventivo, l'acronimo ATP, e si utilizza sia in ambiti appunto di civili, cioè quindi in ambiti quando bisogna appunto verificare Caso di delle, danno, no? esatto, dei danni, quanto questi danni hanno inciso, se c'è il famoso nesso di causalità, che io capisco che sia un concetto difficile, però bisogna dimostrare che appunto proprio quel evento ha causato quel danno e conseguenza il danno di quell'evento. Ecco, si usa molto anche nei condomini, eccetera, ma lo usiamo molto anche per le invalidità, perché ci sono capitati tanti casi, devo dire ultimamente tanti, ma anche di persone che sono palesemente invalide, ma lo dice la legge, non lo dice Celeste Collovati o lo dice Massimo Leonardi. Cioè, possiamo dirlo, tanto non facciamo nomi, ci sono capitate persone sordomute, persone che ciechi, Ciechi, di tutto e di più. persone che veramente, cioè, non riescono, come dire, senza un supporto, oltre che, un supporto ovviamente di persone che le aiutano, anche un supporto economico, non potendo lavorare, non riescono ad andare avanti nella propria vita. Quindi è quasi inevitabile, cioè ça va sans dire che debbano avere l'assegno di invalidità. Infatti il riconoscimento dell'assegno c'è, scusate, dell'invalidità, ma può capitare che magari non venga invece riconosciuto l'assegno, cioè quindi loro non ottengano l'assegno che noi sappiamo che invece entro una determinata, percentuale in poi è assolutamente Certo. spetta di diritto. Comunque l'ATP, cioè è uno strumento molto veloce che permette appunto di fare una sorta di riproporre davanti al giudice un'altra visita, in modo tale da poter rivalutare in termini sanitari oltre che economici, perché ci devono essere anche dei requisiti economici, qual è lo stato di salute della persona ed ottenere il Certo. riconoscimento dell'invalidità. Quando io parlo poi di invalidità, ma come tu ben sai ci sono 1000 prestazioni, c'è l'indennità di Ah accompagnamento, beh, certo. ci sono tantissime altre Forme di prestazioni, sostegno. forme di sostegno a persone o inabili o disabili, insomma ce ne sono tante. Quindi uno strumento che mi viene in mente è l'ATP, poi ci sono, vabbè, tutti i procedimenti cautelari, tanto per fare una carrellata, anche questi li abbiamo utilizzati e sono molto veloci, vero Sì, Massimo? assolutamente, qua durano qualche mese, confronto a una causa che può durare degli anni. E Quindi attraverso questi noi otteniamo sì, molto sì, rapidamente anche si può ottenere un obbligo di fare, l'obbligo di farcela, l'obbligo di esatto, farla, sì. la pubblica amministrazione quando non ottempera, ovviamente poi da verificare bene se Se è ci sono i se è TAR, no, presupposti, soprattutto se è TAR o perché Eh sennò beh, sì. TAR se è classica pubblica amministrazione, INPS invece riguarda, una prestazione Una prestazione previdenziale, previdenziale, sì, contributiva. appunto impone all'ente di adempiere un determinato atto che non svolge, liquidazione di una pensione, calcolo contributivo, produzione di documenti, tutte queste cose. Come dico sempre potremmo scrivere un libro perché ne abbiamo Ne abbiamo viste e ne fatte stiamo tante. vedendo tantissime, cioè Sì. ogni volta quasi ci sorprendiamo ancora di come possano, come dire, capitare dei casi veramente Però singolari, Celeste, giusto? oggi il dato sul Sole 24 Ore, che è un Sì. dato abbastanza inquietante da questo punto di vista, risponde in parte a quello che tu stai dicendo, Mh. ovvero che i pensionati stanno aumentando, Certo. 75.000 in più rispetto all'anno scorso,
la coperta è corta. E non aumentano invece le nuove forze lavoro, perché i nascituri non ci sono e quindi la forza lavoro non aumenta, capite che la coperta non è corta. c'è una giusta proporzione. Quindi vanno a recupero anche in modo illegittimo a volte, perché questo è un recupero che fanno. Come ben sappiamo, chiaro che l'INPS, noi parliamo dell'INPS, ma ci occupiamo ovviamente anche di casse private, le casse dei professionisti, Giusto. che sono tantissime. Chiaro che per comodità parliamo di INPS, che detiene tutto il casellario pensionistico appunto dei dipendenti, degli ex dipendenti pubblici, dei parasubordinati. Dovrebbe, diciamo che quello che viene tolto attraverso negli anni appunto ai pensionati, ci sono state battaglie da noi anche vinte sui tagli alle pensioni d'oro, tagli vari, dovrebbe essere reinvestito e dovrebbero dire dove cioè come viene reinvestito all'interno anche del sistema pensionistico. Il problema è che invece c'è molta, come dire, nebulosità, molta confusione in questo. Ma lasciami dire anche, cioè, sul discorso infrastrutturale. Per infrastrutturale intendo digitalizzazione Assolutamente. cioè siamo veramente indietro rispetto, facciamo sempre il paragone con l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate che è sempre lo Stato, non è che è un'altra entità esterna. Comunque ha lavorato con i suoi dirigenti in maniera completamente diversa da quanto ha fatto l'INPS. Oggettivamente c'è un'informatizzazione e comunque una garanzia che quantomeno dei conteggi, diciamo così, a grandi linee siano corretti. Certo. All'INPS purtroppo questo non c'è, ci sono conteggi fatti a mano, lo sappiamo, ci sono funzionari che cambiano, le pratiche che vengono lasciate lì, cioè non c'è quell'organizzazione che dovrebbe essere clamorosamente presente. No, questo crea confusione inevitabilmente per noi addetti ai lavori, figuriamoci per i pensionati o comunque anche persone mediamente. Sono i nostri soldi poi. Esatto. Loro sono la cassaforte dei nostri soldi. Perché il casellario oggi pensionistico. un imprenditore mi ha detto: Massimo, io mi sono venuti i brividi, ho fatto il conto, ho versato circa 1 milione di euro di contributi, avrò una pensione di 2.500 euro, 3.000 euro. Cioè, capite? Io quei soldi, mi ha detto da imprenditore, se li avessi investiti avrei minimo il doppio. Se avessi investiti. Ma infatti quello che possiamo fare, bravo, mi dai il fianco per dirti, e che lo diciamo sempre in questa sede e lo consigliamo, quello che possiamo fare, sì, esatto, è intanto creare una pensione complementare, quindi una pensione a latere, diciamo, di quella che è dell'INPS, con dei fondi, a meno che uno non abbia già anche un fondo relativo al proprio luogo di lavoro, se no si può tranquillamente fare. Anche con le banche, certo. E poi un'altra cosa, mi viene sempre in mente il consiglio che diamo ai nostri ascoltatori è di pianificare la propria attività. Cioè, per esempio, ultimamente anche sono venuti, parlo di questa settimana, 2 imprenditori che, diciamo, hanno anche interessi all'estero. Certo. Non hanno ancora un'età pensionabile, vi faccio un esempio, hanno 50 anni, 53 anni, 54 anni, mancano 10 anni alla pensione, ma appunto dovendo fare anche delle scelte, no Massimo, tu sai a chi mi riferisco, sono venuti preliminarmente da noi proprio per, diciamo, fare un piano organizzativo, come dico io, della propria contribuzione e sapere se, per dire, specialmente chi ha una contribuzione mista o comunque non solo da dipendente, anche da autonomo, molto diversa, ecco, allora è giusto che pianifichi che cosa poi sarà meglio per, diciamo, poi andare in pensione, esatto, soprattutto avendo anche degli interessi. Abbiamo una telefonata ancora? Sì. Buonasera. Pronto? Con chi parliamo? Da dove chiama, signora? Da Torino. Sì, signora, buonasera. Io sono Ida. Sì? Tanto piacere, Iva? Ida. Ida, tanto piacere. Piacere, Ida, buonasera. Senta, io ascolto sempre Radio Padania dal mattino alla sera, perché mi interessa e ci sono tanti begli spunti. Bene. Visto che parlate di pensione, io ho un caso, cioè il mio caso, che è una cosa che nessuno sa che c'è. Nel senso, non solo per me, ma per migliaia di altre casalinghe. Sì. Allora, noi io ho avuto mia figlia nel 74 e in quel periodo non c'erano gli nido, non c'erano babysitter, non c'era niente di niente, perciò o decidevi di avere un figlio e stavi a casa, o altrimenti non si avevano figli. Io ho deciso dopo 3 anni e mezzo di avere un figlio, mi è nato e chiuso. E abbiamo come me anche migliaia e migliaia di altre donne hanno fatto il versamento che ci aveva detto l'INPS, cioè
fare un versamento per 15 anni. Io sono andata mancavano 3 mesi a 20. Comunque 15 anni era per l'INPS e quasi tutte, anche compresa mia cognata, li hanno fatto questi versamenti che l'INPS la aveva minima. visto. E alla fine nel 92 arriva Amato. La legge Amato, sì. Amato, e ha detto: siccome non ci sono più soldi, allora non diamo più la possibilità a queste donne di avere una pensione adeguata a quella che l'INPS aveva detto. E aveva fatto versare. La minima, certo. Diciamo, che adesso è sui 500 euro. Certo. Comunque ci ha tolto questa possibilità. Quando sono andata in pensione poi a 60 anni, io ho incominciato a prendere 90 euro al mese. Mia cognata ne prendeva 70, ci sono altre persone che ne prendevano solo 50. Certo. Cioè, capite che proprio. Da quando io adesso appunto ho quasi 80 anni, però ho sempre preso delle miserie. Delle cifre inutili, certo. Che non ha senso. Signora, per non ha senso prendere, grazie per la testimonianza. La ringraziamo, signora, ci richiami ancora. Grazie di averci segua, grazie mille. Buonasera. Certo, una testimonianza importante e casi simili. Che io pensavo che almeno riuscisse a prendere la pensione sociale, la minima. Ma poi vedete, un'altra cosa che ha detto la signora che è fondamentale, poi mi sembra che sia la pausa. Il tema è che la norma previdenziale insieme a quella fiscale sono quelle più toccate dalle riforme legislative. Quindi capite bene, un quadro che è definito adesso non lo è domani per assolutamente. Quindi questa è un'ulteriore mina vagante del sistema tributario fiscale. Negli altri non sono così, c'è una certezza un pochettino più duratura, no? Delle norme. Qua cambiano come cambia il vento. Sì, come sai ogni anno la legge di bilancio aumentano gli anni, cambiano strumento donna. Dopo parliamo anche della legge bilancio, direi che possiamo andare in pubblicità per un minuto, grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Me l'ha detto. Allora ho scoperto, infatti mi parla in pausa, ho scoperto che l'avvocato Leonardi c'ha tutti i suoi altarini. No, sto scherzando. No, nel senso che ringraziamo i nostri clienti che ci fanno anche pensieri, regali, ci dicono venite a trovarci, e lui me lo cela. No, ma non è vero, andiamo anzi, a trovarli. No, uno ci ha invitato adesso, anche a ma pranzo. Non è invitato, sarebbe un cliente. No, ho capito, però una... dico ci ha invitato nella propria azienda, eccetera. Sì, lui certo. cela queste cose. No, non è vero, me le dice allora, così. Di solito... Perché siamo sempre
sempre presi. No, allora, dovete sapere, esatto, no, dovete sapere anche una prassi. Di solito è il cliente che viene dal professionista. Ma lo so, adesso sto scherzando. Però no, certo. Però se non diciamo cosa, ma è un centro interessante. Sì, no, io andrei. ma infatti io te l'ho parlato. Non è un centro di strane cose. No, sai, quando l'avvocato Collovati non è in centro è un pochettino... Non è vero, guarda, proprio. Vabbè, certo. Dai, bentornati a questa puntata in cui stiamo affrontando appunto un po' di tematiche. Ci hanno chiamato 2 persone molto... Ci hanno già chiamato 2 persone, per cui sono felicissima, ma non ancora soddisfatta del tutto, perché non mi accontento mai. Quindi 029294 7222, volete raccontarci del vostro caso della previdenza? Fatelo, avete questa ora del giovedì dalle 17 alle 18, approfittatene, c'è Natalia che vi risponde, ci siamo noi qui che insomma vi ascoltiamo, possiamo prendere spunto dai vostri casi, perché sono proprio i vostri casi che fanno la differenza e soprattutto ci permettono poi di conoscere ancora più casi rispetto a quelli che già conosciamo. Io per esempio la previdenza l'ho conosciuta proprio grazie a un'associazione che ringrazierò sempre, che adesso vabbè non c'è più, ma che peraltro aveva proprio era appunto un'associazione che seguiva assolutamente, seguiva anche la Radio Padania, la Lega, e parlavano tanti pensionati, ed è lì che è nata anche, certo. come dire, la volontà di fare battaglia. L'opportunità anche poi. Ai tempi di Renzi, stiamo parlando del governo Renzi 10 anni fa almeno, la volontà di fare battaglia per i tagli. Ti ricordi Renzi che fece tutti quei tagli e i blocchi delle rivalutazioni? Poi sai, io dico sempre, a volte l'aspetto previdenziale si intreccia con tanti... ma soprattutto è anche difficile da approfondire, perché specializzarsi in diritto previdenziale è difficile. Possiamo dirlo forte. Possiamo dirlo, non è che vogliamo essere, che siamo gli unici, però comunque in ambito previdenziale è difficile. È una branca molto selettiva, il diritto tributario è già più ampio. Esatto. Quella previdenziale presuppone un fatto che non è solo che devi sapere la normativa, ma devi anche, diciamo così, saperti orientare nei meandri della pubblica amministrazione. Delle loro circolari, devi sapere avere a che fare. Peraltro ci sono, come dicevi tu, continuamente ci sono aggiornamenti da avere, da fare. Ma anche informativamente, cioè come depositare ricorsi, poi uno può essere il più grande teorico del mondo. Infatti io ho un grande rispetto per tutti i professori che insegnano, però sui professori a volte eccepisco quello, che sono magari dei grandissimi teorici, dei grandissimi esperti della normativa, ma praticamente nella magari pratica perdono un po' di vista quello che è l'aspetto più pragmatico. No, è fondamentale, ecco. Diciamo che noi siamo diventati anche molto pragmatici seguendo questa materia e proprio per questo nostro pragmatismo noi consigliamo, avendo visto tanti errori, specialmente anche gente che viene da noi magari con una pensione già erogata, consigliamo di fare verifiche prima. Parlavamo prima del pianificare, dell'organizzare, degli imprenditori che magari poi vogliono fare scelte diverse. Venite prima di aver preso la pensione, consiglio. Si può venire anche chiaramente successivamente al provvedimento di liquidazione, ma il mio consiglio è venire prima, pianificare imprenditorialmente, contributivamente, fiscalmente appunto la vostra posizione in modo tale da diciamo poi non avere problemi successivi. Questo lo diciamo sempre, lo diremo fino alla noia. Ma è per voi, capite? Cioè, io dico sempre, con un bel report di un consulente. Dico una cosa sempre, è meglio fare un passaggio in più dal medico, dal professionista, dall'architetto, metteteci l'esperto, dall'elettricista, piuttosto che fare qualcosa di proprio spontanea volontà, magari sbagliando. Sì, anche perché poi, sai, al giorno d'oggi è ancora più facile fare tutto autonomamente, attraverso moduli, internet, puoi seguire dei video, dei corsi, anche se non hai, come dire, non sei laureato, non hai le competenze, diciamo, giuste, però cioè, poi ci sono rischi grossi. Quindi, insomma, fidatevi sempre di chi ha già fatto di chi è esperto nella materia. Volevo anche dirvi un'altra cosa a proposito di Torino, Massimo, possiamo dirlo, noi riceviamo, volendo anche a Torino, la piazza di Torino e dintorni, e quindi visto che ci ha chiamato la signora di Torino, abbiamo non solo una sede a Milano, ma anche a Torino, dove appunto su appuntamento, su organizzazione, non siamo tutti i giorni lì, possiamo appunto ricevere e quindi dare fisicamente dare le nostre, diciamo appunto offrire, dare le nostre consulenze su tutte le tematiche che ben conoscete. Quindi tornando appunto a questa continuo, diciamo, anno dopo anno cambiano le leggi e specialmente
nella selva oscura che è l'INPS è difficile districarsi, no? Certo. Poi ci sono chiaramente dei principi cardine che noi utilizziamo e che saranno sempre fissi e che utilizziamo anche nei ricorsi, come argomentazioni. Però come diceva giustamente Massimo, ogni anno la legge di bilancio tocca punti che riguardano le pensioni e quest'anno, Massimo, hai letto anche tu, mi sembra di capire che, vabbè, l'obiettivo del governo è stato, e lo trovo un obiettivo nobile, cercare di, come dire, promuovere sempre di più, diciamo la volontà di lavorare, il lavoro, anche per chi anche per le lavoratrici madri, quindi o per i disabili, cioè per chi magari è in condizioni più deboli, ci sono dei bonus, sono previste appunto dei benefici. Quindi volontà privilegiare il lavoro, però dall'altro lato effettivamente hanno ridotto le possibilità di pensione anticipata. Io vedo una... E questo è un peccato. Effettivamente ci sono alcune persone che cioè lo notiamo sempre dai nostri racconti, no? La norma che potrei prevedere è anche lì andando in direzione privata, cioè mi spiego meglio. Cioè è inutile girarci intorno. Le risorse sono quelle. L'aspetto demografico italiano è ormai inaccessibile, a meno che tu metti 3 o 4 mila euro, no 200 euro a bambino, sono insignificanti, o fai una leva per fare sì che ci siano i nascituri, o se no l'INPS è destinata a non avere risorse. Quindi l'ideale è spostare quello che è un'imposizione obbligatoria a una fonte privata. Tu devi dare la facoltà a un cittadino, come succede negli stati liberi. Dobbiamo essere un paese libero, non schiavo di uno Stato che ti ruba anche l'anima. Un cittadino sarà libero suo di decidere quanto vorrà prendere in pensione. Se lui vuole, accrescerà la sua pensione con una previdenza privata, complementare, abbassare il più possibile quella che è il versamento dell'INPS per garantire un minimo e abbassare il carico fiscale, perché ricordiamoci che anche l'aspetto previdenziale è un carico fiscale, e il cittadino che vorrà potrà integrarlo con una fondazione, con una versione. No, questa cosa perché le risorse non ci sono, fondo... non è che dici, cioè se poi vanno in pensioni gente ancora fino a poco fa col sistema retributivo e pigliano 4, 5, 6 mila euro di pensione, capisci che poi hai 40 euro dalla signora. No, c'è un tema che è sproporzionato, è più possibile, è insostenibile. Sì, non sono neanche per tagliare pensioni comunque a persone che hanno tagliato. Non dico taglio, ma infatti. Vuol dire, diciamo così, per le persone, la normativa fiscale, sarebbe incrociare anche con la normativa fiscale, prevedere un abbassamento del famoso 26% di fattura, quando uno fa la fattura, che è diciamo il versamento, quello è il 27% è tantissimo. No, ma infatti secondo me fiscalmente devi metterlo alla metà e la differenza, il cittadino se lui vuole, ha la scelta, la potrà dare. Così facendo gli dai più potere d'acquisto nel momento, all'INPS garantisci comunque i fondi necessari, gli darà meno pensione fissa, ma lui potrà, se vuole, se è una persona che vorrà investire, potrà destinare i suoi patrimoni ad altro, non che li lasci immobilizzati all'INPS e li vedi, poi magari ti succede anche qualcosa. Questo che io vedo, è un po' il discorso anche della sanità, no? Che si può allargare, cioè questa sanità, ma sanità ci costa quanto? E poi facciamo una visita e ci fissa ma vale la pena? Ci sono dei tempi lunghissimi, specialmente appunto per la sanità pubblica proprio. Cioè, capite? È anche rischioso. Cioè, poi ci sono ovviamente gente che li guarda che sta curando i ragazzi, non voglio essere... No, ma io dico che dobbiamo fare un plauso al governo sul fatto che comunque secondo me è giusto puntare a politica di lavoro, perché comunque io sono assolutamente favorevole che appunto, però sull'INPS credo parliamo chiaro, fino a ai tempi appunto il reddito di cittadinanza, cioè sai che non mi trovava concorde, no? È un eufemismo. No, nel senso che comunque erano poi sistemi oltretutto che venivano boicottati e quindi lo prendeva anche gente che non faceva proprio nulla e anzi o chi faceva e lo prendeva lo stesso. Quindi, cioè, io penso sì puntare al lavoro come giusto, come hanno fatto, come dice Massimo, l'avvocato Leonardi, io farei un incentivo abbassare, anche immaginiamo uno che apre la partita IVA, si trova un'agevolazione incredibile fiscale perché paga il 5% di tasse col forfettario, e poi ti trovi il 27% da versare all'INPS, ma scusate, ma è normale, ma dai, ma per favore ragazzi, ma infatti ultimamente follia, abbiamo visto anche degli imprenditori che hanno poi non versano. No, il rischio è o che non versano, infatti poi l'INPS, cioè gli arrivano le cartelle che ovviamente poi non hanno versato, perdono degli anni di contribuzione, quindi lì poi bisogna lavorare tanto su un sistema fiscale più giusto, più equo e più moderato. Sono d'accordo con te. L'evasione continuerà il sistema fiscale va assolutamente modificato,
capisco, mi rendo conto che non è facile, No. perché chiaramente, però come dici sempre anche tu, anche nel fiscale la pianificazione, facendo una Però pianificazione si sai, riesce a sul fiscale, cioè anche lì voglio dire, cioè è chiaro che voglio dire, la bacchetta magica non ce l'ha no, nessuno, certo, però capisci che la coperta anche in questo caso è è corta, cioè se abbastanza tu corta, sì. a un imprenditore gli togli il 50-60% di quello che, perché questi sono i dati, 30% di imposte dirette, poi c'ho le imposte indirette, tutti gli oneri accessori, depositi in Camera di Commercio, praticamente non riesce a mettersi via €1, o parliamoci chiaro, o comunque fa fatica. E quindi anche lì, se vuoi rilanciare un minimo devi intervenire con dei tagli alle aliquote, Per forza, per cioè non vedo forza. E alternative. poi io Non vedo premierei anche chi, cioè per carità, già adesso è previsto un sistema di incentivo per chi è un autonomo, ma io premierei molto chi ha la volontà di, cioè perché ho Giusto, conosciuto anche tante persone che, e Massimo stesso, come dire, con questa coraggio anche, perché comunque ci vuole anche un gran coraggio, questa voglia, volontà, capacità imprenditoriale che va premiata. certo, Perché è vero. comunque, cioè in senso, anche in senso appunto, dal punto di vista fiscale eccetera, perché comunque mettersi in gioco in proprio, al giorno d'oggi non è come negli anni '80 quando sono nata io, quindi, perché non premiare con dei bonus, degli incentivi, magari anche più ancora maggiori, no, rispetto a quelli che ci sono. Certo. Visto che appunto ultimamente mi viene in mente l'ultimo imprenditore che abbiamo visto, ovviamente non facciamo nomi, ma, cioè ha realizzato assieme ad altri soci un qualcosa di molto importante per me, anche per la legge, cioè per la legge, per gli avvocati, che si Certo. può utilizzare anche nei, appunto I nei procedimenti. procedimenti No, ma allora penali, quello che eccetera. è purtroppo che qua in Italia Quindi va incentivato. quello che io vediamo quando incontriamo un imprenditore che da un altro paese viene in Italia, nota questo, quasi, non dico lotta che viene fatta con chi vuol fare qualcosa di buono. C'è talmente tanta burocrazia, c'è talmente tanti adempimenti che chi è e vuol fare a volte ha tarpato le ali. Questo è chi fa business lo sa. Questo non vuole essere anche in questo caso generalista, ma è così. Cioè non puoi avere uno Stato che ti richiede un'innumerevole serie di adempimenti, cioè come fai a focalizzarti sul tuo business? Cioè un minimo di libertà, depositi in Camera di Commercio, scadenze una Cioè la dietro l'altra, burocrazia è cioè veramente una vasta. roba incredibile, cioè quindi anche lì Vasta e devastante, come dici tu. c'è da lavorare tanto, Sì. perché poi è chiaro che se fai una complicazione fiscale di questo tipo, diciamo che già che il buon animo delle persone non è così, incentivi a non versare. Purtroppo Il c'è tanta rischio gente, poi è quello, tanta gente cioè dice: "Ma chi se ne frega, non verso". Da lì sul che è nata questa evasione assolutamente. la gente non ce la Cioè fa. fare affidamento sul buon senso delle persone, insomma è rischioso, perché poi la gente appunto anche un po' per necessità non ce la fa, quindi per carità, ovviamente è un reato, però No, no, ma capisco anche una situazione di, no, ecco, tornando all'INPS, visto che noi appunto ne vediamo abbastanza di tutti i colori, magari qualcuno che ci ascolta starà ascoltando e dirà: "Ah, anche a me è non successo. hanno smesso di mandare comunicazioni di indebiti anche sotto Natale." Come tu ben Certo, sai Massimo, adesso abbiamo ricevuto a gennaio una tornata di persone che hanno ricevuto intorno certo. al 20, 22 di dicembre, quindi proprio sotto l'albero di Natale, come dico io, delle comunicazioni, ricordiamo gli indebiti, i famosi indebiti INPS, che ricordiamo essere dei provvedimenti dove l'INPS, diciamo, intima con bollettino al seguito il pagamento o comunque comunica che, verrà appunto effettuato un pagamento perché sussiste un debito di tot euro, e abbiamo visto debiti di tutte le cifre, anche cifre molto importanti. Certo. Questi debiti vengono regolati a seconda del tipo di debito, di cosa c'è sotto, in maniera diversa, o dal codice civile o comunque da leggi che ovviamente noi conosciamo bene, che regolano appunto la materia previdenziale. Quando vi arrivano queste lettere anche sotto l'albero, no, perché mi viene in mente un caso anche qui recente, non dovete pagare. Cioè, noi siamo rimasti abbastanza male perché ultimamente purtroppo è arrivata una signora con 15, 20.000 € di debito, forse 20, 20.000. esatto, che purtroppo era stata mal consigliata, a nostro Sì, avviso, a nostro avviso. chiaramente, perché secondo noi c'erano assolutamente i presupposti per poter far ricorso, perché contro questi provvedimenti, ricordiamo, c'è un ricorso amministrativo o istanza che si può fare entro un determinato periodo di tempo, anche lì Sì, tempestività. sì. Però è chiaro che se voi proponete un piano di rientro, peraltro per iscritto,
cioè di fatto vi tirate la zappa sui piedi, cioè state dando ragione all'INPS del fatto che appunto riconoscete il vostro debito, avete intenzione di pagare, quindi poi la strada diventa in salita, tutto è possibile, però è chiaro che poi diciamo che, siete un po' più deboli come posizione rispetto al fatto di non aver proposto una rateizzazione. Quindi la Certo. rateizzazione sì, esiste, c'è, ma prima di farla informatevi da un esperto, da un professionista se effettivamente sia quel debito da pagare o meno, perché è un peccato. Certo. In quel caso si parlava di 20.000 €, ma anche fossero 5.000 €, comunque è un peccato. No, perché Quindi poi voglio dire, non è che poi una volta che l'hai fatto puoi tornare indietro, lo puoi fare, quello ma dicevo c'è il rischio, infatti. giustamente come dicevi tu, che poi ti tirino E che ti diciamo dicano che di no. diventi più debole No, ma anche non va nel cioè, ricorso. però abbiamo visto che anche lì, purtroppo, Eh. la gente non riesce a mettersi in testa che su determinate cose non puoi far tutto da solo, devi avere l'umiltà di andare a chiedere perché Diciamo che una soprattut consulenza per poi chiaramente decidere e fare quello che si vuole, se poi uno vuole pagare lo stesso, però in quel caso era proprio un peccato perché peraltro, diciamo che spesso poi chiaro, a volte sono anche legittimi questi provvedimenti, ma però certo, noi sulla nostra ma esperienza possiamo dire che spesso hanno carenti di motivazioni, quindi poi si apre tutto un varco di incostituzionalità, anche di violazione dell'articolo cioè degli articoli della legge la 240 dei procedimenti amministrativi. Cioè si aprono ci dà il fianco e a poi soprattutto tante un'altra cosa, argomentazioni. queste sul Mh. tema della, 241 del '90, cioè la famosa 241 esatto, responsabilità c'è anche la degli enti. responsabilità, no, dei dipendenti della pubblica amministrazione. Dovete Certo, sapere che ogni dipendente della pubblica amministrazione deve soggiacere a un famoso DPR che regola bravo, i rapporti bravo. che deve avere un dipendente pubblico nei confronti del cittadino. Una Quindi sorta di codice sì, deontologico esatto. che deve Io essere personalmente rispettato. mi sono mosso, senza entrare nel dettaglio, con un atto molto duro che ho Mh, fatto perché io ritenevo che un dipendente della pubblica amministrazione, non avesse adempiuto agli obblighi che doveva adempiere. Ho dovuto mh. fare un'istanza dove ho perso 4, 5, 6 ore per fare questa istanza e chiedere di intervenire. Poi magicamente quando ho fatto questa istanza l'adempimento è stato fatto. Però non Sì, è quindi ci ho possibile dovuto uno stato perdere 2, così, 3 non è ore, possibile sì. uno stato così. Cioè io, da questo punto di vista voglio essere molto chiaro, cioè è inaccettabile questo modus operandi di parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, perché voglio essere ancora più chiaro, sanno già che tanto non pagheranno per i loro errori e questo è il nocciolo della questione. Perché Quello mentre è un noi problema, sì. a cosa succede a un pubblico dell'amministrazione? Tu fai un atto di esposto e cosa succede? Va in nulla di fatto. Non c'è possibilità di ottenere un ristoro, cioè adesso notizia di oggi tra l'altro vabbè, il garante della privacy, perquisizione a casa del garante della privacy, ma non tocchiamo Non quell'aspetto. andiamo su quel Però è tema che ci notizia di vorrebbero oggi, altre 2 inquietante, puntate. inquietante, Sì, sì, inquietante, perché quello della privacy dovrebbe fare i nostri interessi, gli han fatto un'ispezione, chissà a cosa tro lui. vabbè, siamo ancora in fase di indagini, quindi siamo garantisti. Però per farvi capire che purtroppo secondo me non è giusto un sistema in cui un dipendente, un qualsiasi soggetto che appartiene a una struttura non risponda per quello che ha compiuto. Personalmente, Tutti sì. sbagliano, tutti possono commettere errori, Esiste io poi in la primis, possibilità di però non è rispondere, sì. possibile che quando ti interfacci con un dipendente della pubblica amministrazione tu rimani così, perché non sai a chi rivolgerti. Vai al suo capo, non c'è, non puoi parlare con cioè una persona normale non riusciamo neanche noi, immaginate un cittadino. Ecco, questo canale diretto col cittadino, Ecco uno sì, Stato giusto deve averlo, diciamolo che deve averlo. effettivamente Tu sì. non puoi andare dall'INPS e non avere risposte perché non c'è nessuno che ti dà Ma allora diciamo che abbiamo notato che, vabbè, poi se interviene l'avvocato ha già chiaramente un altro impatto, però diciamolo, molti dei nostri appunto clienti, chiaro che fanno un tentativo prima autonomo, ma lo farei anch'io, cioè di certo. andare personalmente all'INPS con telefonate, eccetera, piuttosto che attraverso i canali che dicevi tu. Però purtroppo sì, dico ahimè non funzionano bene Non funzionano bene, cioè, questi canali. anche lì, Quindi è ovvio che poi, diciamo, il mio, come dire, consiglio, ma non per fare il mio interesse, ma è proprio un consiglio, più efficace, ecco, per essere più efficace è andare da un professionista e quindi affrontare subito di petto la questione, scrivere, 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 perché scrivete sempre, cioè piuttosto anche voi scrivete mail, lasciate tracce scritte anche di com'è andata, diciamo, appunto la vicenda prima di giungere da un avvocato e lì sicuramente avrete già qualche, come dire, speranza in più di poter far valere i vostri diritti. Però sì, hai ragione Massimo, cioè, se non si agisce, come dire, attraverso proprio lo strumento legale,
quegli strumenti non hanno efficacia, e poi andare lì personalmente nell'ufficio non si ottiene granché. Però per fortuna anche contro questi indebiti esistono strumenti, appunto esiste il ricorso amministrativo, che poi è il famoso ricorso gerarchico, esiste comunque poi in ultima analisi il ricorso Certo, giudiziale, certo. che è la procedura che noi seguiamo Cioè al più, Tribunale del diciamo, Lavoro, esatto, che è una procedura comunque più snella, più veloce. Ricordiamo che noi facciamo anche lavoro, quindi lavoro e previdenza sono tutti gestiti dal Tribunale del Lavoro. però insomma dai, poi ci Quindi sono gli anche strumenti ci eccezioni, poi ci sono, sono anche poi eccezioni, ci per sono anche esempio ieri l'INPS eccezioni, mi ha sì, risposto, no, insomma, ma ci sono anche non è persone ma che, voglio dire, certo, sanno lavorare. È chiaro che noi parliamo sempre in generale. però io mi Nella immagino, grossa macchina che è l'INPS, un e po' nella meglio gli enti privati, le casse private, sì. lo diciamo sempre, anche se Poi però sai anche lì anche numericamente purtroppo credo che ovviamente la colpa non sia sì, dell'operatore, è esatto, colpa numericamente c'è dell'organizzazione anche perché non sono magari meno organizzati, sì, strutturati in modo che ci sia una persona che veicola le richieste, credo, perché chissà esatto. quanti documenti arrivano di richiesta. No, Quindi no, ma infatti probabilmente noi manca, capiamo anche la difficoltà capito? organizzativa, Manca ecco. probabilmente Però a un volte è talmente surreale, perché potremmo raccontarvi anche di casi, cioè dove era palesemente da riconoscere l'erogazione di quella prestazione, e invece ciò non è avvenuto, che insomma ci rimaniamo anche noi un po', Però perplessi, ecco, diciamo ecco. che nell'era della tecnologia, che c'è Mh. veramente di tutto, rimani Ma un po' perplesso quando hai questi chi più ritardi, di insomma. Massimo, che ha a che fare con entrambe Sì, l'Agenzia delle sì, Entrate e l'INPS, cioè sì. lui ha proprio colto le Sì. Eh sì, differenze. perché comunque alla fine, ripeto, certe attività, ma noi ormai le facciamo tutte in modo Mh. elettronico, In cioè non è possibile automatico, che sì. ci sia una manualità così, no, e questo è una critica che avevo mosso prima. Cioè Certo. evidentemente deve essere fatto un investimento infrastrutturali, non so, non conosco le architetture Sì, sì, tecnologiche certo, dell'INPS, però potrebbe ma a essere un buon latere lo so, perché so suggerimento. che abbiamo visto dei conteggi a mano che secondo me è inaccettabile. Mh. Cioè nel 2025 sapere che dei nostri conteggi vengono fatto su dei fogli Excel, quando abbiamo l'intelligenza artificiale, quando abbiamo degli strumenti tecnologici elevatissimi, già che ti possono svolgere la metà del lavoro loro, e tu lo devi Sì, sì, sì. capisci che ti lascia perplesso, perché è un dispendio di energia enorme, Celeste, cioè, e soprattutto di forza lavoro. Immaginati, non è che voglio essere Chiaro, quello anche forza che lascia a casa lavoro. il personale, ma ha senso far lavorare uno che fa ricevere le PEC, quando le PEC potrebbero mettere l'intelligenza artificiale che le veicola in base all'argomento ai vari funzionari E le responsabili. sposta, dici. Cioè, Beh, cioè quello potrebbe essere, sì. è impensabile che ci sia nel 2025 10, 15 persone che, cioè, capisci? Ci sono queste attività che No, che magari potrebbero devono nel essere frattempo informati, fare altro. ma certo. Cioè non ti dico appunto che Lavori dovessero più essere di altro, profilo più alto. anche a Per profilo quello più che alto, noi siamo esatto. sempre favorevoli alla tecnologia, perché la tecnologia non ruberà lavoro a nessuno, Ma lo spero aumenterà proprio. ma no, 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 non appunto dico, non aumenta aumenta insomma, l'efficienza se la sai usare in certo, maniera chi corretta. risponderà al telefono, magari non risponderà più al telefono, farà un'attività anche più gratificante. Certo, Quindi noi siamo per una tecnologia che sia ovviamente giusta, perché certe attività non possono essere, corretta, però le certo. attività, quelle ancillari, quelle base, Quelle cioè per magari me è più sì. inaccettabile. Faccio l'esempio del casello autostradale, ma vi pare normale che fino a 2 anni fa c'era il casellante? Ma dai, ma ragazzi, ma stiamo scherzando o cosa? Cioè, no, ma è vero. Cioè, gli americani, i miei amici, quando È venivano partito l'avvocato Leonardo. dicevano: "Ma voi siete pazzi, siete un paese di pazzi. Cioè, voi Dai. lasciate un casellante alle 5 di mattina a ricevere uno pagato da voi. Ma stiamo scherzando, ragazzi? Ma qua siamo alla follia". Cioè, ci abbiamo messo 10 anni a capire che probabilmente il casellante era meglio se facesse qualcos'altro. Per lui, lo sto dicendo. Perché Beh, era sarà sicuramente un lavoro usurante, avrà questo preso è dei l'esempio benefici, lavoro di notturno, come la quindi tecnologia non ha assolutamente fatto perdere posti di lavoro al telepass e all'autostrada. no, Hanno vabbè, permesso certo. a quelle persone di fare altro, probabilmente No, per loro sono più esatto, da contenti. questo punto di vista va bene, cioè se è Metti utilizzata la in carta questo di modo. credito e metti gli strumenti che consentono di pagare Esiste anche autonomamente. il Telepass, Esiste per anche il tele esempio, ma quello già il tanto Telepass è per una fare cosa, pubblicità, no, sì. però è una cosa già in Sì, più, no, avanti. è una cosa in più. Però metti un distributore automatico che banalmente consente di pagare anche col contante, quindi niente No, no, di è vero, così certo. tecnologica. Ecco, questo è un piccolo No, no, esempio. però sì, insomma, diciamo che possiamo applicare poi a tutti i campi Dai, effettivamente. insomma. Sì, no, perché noi cioè poi l'avvocato Leonardi si infervora perché giustamente poi facciamo anche spesso propri dei racconti che ci fanno i nostri clienti e Sì, rimaniamo ma appunto un po' certo, ma basiti, sì, perché oltretutto anche per noi sarebbe un velocizzare il lavoro, perché oltretutto abbiamo un consulente, come dico sempre, che è a disposizione
e anche lui, cioè Perché non è che poi si mette a fare qualche battutina ci arrivano del tipo: "Ah, ma sì, tanto voi sì. lavorate per questo", ma noi preferiamo fare altro, cioè altre attività Sì, no, nel senso altre attività magari quella parte che, come brava. dici tu, può essere invece analizzata in maniera molto più Cioè, veloce. dico, Poi in particolare io che odio i conti, no, per no, però dire. per dire quelle attività che noi facciamo pagare Sì, di certo. trasmissione delle diffide, io la eviterei molto volentieri e mi Della parte delle diffide, che è la parte esatto, iniziale, e sì, mi sì. focalizzerei su un'attività professionale più Sì, magari appagante, anche tipo un più ricorso, sì, ecco. certo, son d'accordo Questo con te, che è già un livello semplicemente questo. superiore e ci permette anche di scrivere con libertà, di Cioè, argomentare. La diffida piuttosto che è abbastanza però dobbiamo standard. farle perché non otteniamo risposta. Questa è la No, realtà dei certo. Sì, fatti. sì, anche perché ricordiamo a tutti che si parte con le diffide, non si parte mai con la Immaginate voi causa diretta, immaginate secca. voi se è possibile far pagare alla gente una diffida quando è lo Stato che dovrebbe ottemperare alle richieste. Prima o Sì, poi ci c'è arriveremo, anche da speriamo di dire sì. che per fortuna il nostro titolo ancora vale qualcosa, Abbiamo un minutino, sì, mi sì, dice vale Natalia. qualcosa, e quindi in senso è proprio vero che una differenza la notiamo, cioè quando Certo. comunque una diffida è scritta da un avvocato, chiaramente dipende come viene scritta, però ha un altro impatto, ecco. Ma nei confronti dell'INPS stesso, perché comunque vuol dire che si apre, cioè ci sono persone esperte in legge, si potrebbe aprire un procedimento, delle conseguenze, quindi ecco il mio consiglio di fatto sarà sempre lo stesso, ma è quello, cioè rivolgetevi comunque a una persona esperta. Io ricordo che abbiamo anche una mail Certo. che, appunto, qualora vogliate anche scrivere perché non vi sentite di chiamare, siete timidi, non lo so, potete scrivere a studiolegale@dirittissimo con .t.s.com. Ci trovano anche sui social e Ci sul trovate sui internet, social, potete rivedere la puntata sul nostro, appunto, il vostro il canale di Radio Libertà, con sul pillole e anche sito, con pillole piccole che diamo pillole che dà che anche diamo l'avvocato sugli social. Leonardi, e sui nostri social Dirittissimo, MLX, avvocato Leonardi, insomma non vi annoiamo, siamo sempre Noi siamo presenti. presenti. Nelle prossime puntate avremo grandi anche nuovi ospiti, nuovi, vecchi, quindi argomenti anche nuovi. Questi 2, 3 in puntate d'inizio volevamo proprio focalizzarle bene ancora sulle nostre tematiche principali. E Poi poi avremo anche il notaio, certo. arriveranno, quindi continuate a seguirci Grazie ogni Natalia dalla giovedì. regia, un Grazie bacione, un abbraccio Natalia a tutti, e a giovedì prossimo buon giovedì dall'Avvocato sera. Risponde. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato Risponde.